Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, un caro a tutti i nostri presenti e dovunque siano, sia che siano sulla piattaforma Facebook sia sulle altre piattaforme. La nostra attività nell'ambito del progetto Distanti ma Uniti Case Sardegna Online conclude il mese di febbraio, che è stato molto denso, di eventi, con l'evento odierno Maskeras, quando indossare una maschera non è un folklore, ma pura identità di appartenenza di un popolo. Organizzato dal Circolo di Ciampino, grazie ad Eledda, è un viaggio questo virtuale attraverso alcuni carnevali che si svolgono in Sardegna. Voglio ringraziare i nostri ovviamente ospiti che ci rappresenteranno il carnevale in Sardegna, declinando 7 luoghi e 7 territori. È un'occasione e sarà un'occasione sicuramente di conoscere e anche apprezzare e aumentare la nostra conoscenza del Carnevale Sardegna e speriamo, terminato, è un augurio, questo periodo di emergenza sanitaria, ci sentiremo anche pronti e preparati e anche edotti per essere coinvolti di persona in qualcuno, se non in tutti questi momenti. E quindi a questo punto questa breve introduzione serve per iniziare. Ricordo a tutti che siamo collegati sulla piattaforma Facebook del gruppo Distanti ma Uniti Casa Sardegna Online e sulla piattaforma della TV Ionoas. Colgo l'occasione ovviamente di salutare tutti gli amici già che sono presenti e quelli da lì ci seguono. Io passerei la parola a questo punto a Pierluigi Frigau, che è il presidente del Circolo Grazie ad Eledda di Ciampino, che ha il compito di facilitatore e guida all'interno del nostro evento. Grazie Elio dell'introduzione. Con molto piacere do il benvenuto anche a nome del direttivo del nostro circolo a tutti i soci dei circoli sardi che sono sparsi nel mondo e anche a tutti gli altri amici che ci stanno seguendo. Non vorrei portare via molto tempo, quindi vado a presentare subito i grandi ospiti che abbiamo questo pomeriggio. Allora, cominceremo da Giuliano Marongio, che è un noto presentatore TV, ha cominciato 20 anni fa con Videolina, con un grandissimo spettacolo, ha lavorato tantissimo e tuttora continua a lavorare sempre nelle piazze sarde, è anche un bravissimo cantante, non lo conoscevo sotto questa veste, però ho sentito alcune canzoni stamattina, sono rimasto stupefatto. A seguire avremo il gruppo fotografico dei Disertori della Vanga di Albano Laziale, che hanno fatto delle fotografie fantastiche sulle maschere barbaricine. Loro sono Carla Andreani, Fabrizio Baldazzi, Fabrizio Cemmini, Paolo Lolletti e Claudio Moderna. A seguire avremo Antonello Cau e Tonino Marras del gruppo Maschere di Sorgono, Isarestes e Sursubretistu. Ancora a seguire abbiamo da Salvatore Madedo e Massimiliano Soro dell'Associazione Culturale Sos Merdulas Bessos de Osana. E infine, anche se ci fa un grandissimo piacere avere tra di noi anche oggi Francesco Del Casino, che vi ricordo ancora che ci ha donato il bozzetto che poi è diventato il nostro logo ufficiale del nostro gruppo. Non voglio più portare via altro spazio e cedo immediatamente la parola a Giuliano, che tra l'altro so che c'ha anche degli altri impegni questo pomeriggio. Grazie Giuliano. Grazie di cuore, buongiorno a tutti e grazie soprattutto di questo invito, di queste belle iniziative che da tempo avete messo a correre e speriamo che ne seguano tante con la speranza di ritrovarci al più presto davvero a contatto e in presenza per poterci anche stringere la mano. Il tema di oggi, carnevali. Abbiamo spento le luci del carnevale da qualche giorno e potrebbe sembrare anacronistico affrontare un evento che ne parla. In realtà i carnevali sardi sono dentro di noi e diventano parte di chi li vive, perché in generale la Sardegna è un viaggio nel tempo che ha saputo conservare la memoria. È un viaggio anche nel mistero. Pensiamo ai riti, ai miti, alle feste, alle tradizioni, ai canti, alle danze, ai segni impressi che qualificano il tratto identitario del nostro appartenere ad una terra e alla sua storia. La nostra condizione di isola, da una parte, ci ha impedito di camminare più spediti nei vari passaggi della storia, dall'altra ci ha protetto, rendendo unica la nostra storia. Quello che ha sempre colpito tutti coloro che hanno attraversato il mare per arrivare fino a noi, pensiamo
ai viaggiatori, a coloro che davvero hanno saputo anche lasciare tracce scritte di quel che siamo stati e di come ci hanno visto, è stata la varietà di elementi che arricchiva la nostra cultura. Pensiamo al modo di comunicare con lingue differenti. Anche località poco distanti si misurano spesso con varietà linguistiche che non ci fanno usare lo stesso vocabolario. Oppure pensiamo al vestiario tradizionale, una moltitudine di abiti che denotano aree di appartenenza, identità, provenienze. E pensiamo ai carnevali di Sardegna, non uno, ma tanti e differenti, pluralità di espressioni, suggestioni, miti, riti. Ha scritto Paolo Pillonca: se il Natale e la Pasqua sono feste che si somigliano ovunque nel mondo, non c'è nulla di simile ai carnevali della Sardegna in nessuna parte della terra. I carnevali ci mostrano il volto della nostra storia, ma dietro la maschera si nasconde l'identità di un popolo. Avete fatto bene a scrivere quel concetto non folklore, ma identità di un popolo che attraverso la maschera si identifica. E il carnevale in Sardegna, dicevamo, ha tanti volti, ognuno dei quali esprime un fascino particolare. Ci sono diversi elementi che entrano in gioco per caratterizzare uno dei periodi più particolari dell'anno: sacro e profano, passione e identità, silenzi e ritmi cadenzati, ma anche colorata e dissacrante euforia. Non ci sono informazioni certe relative al carnevale sardo, non sono numerose. Ci sono studi, ci sono ipotesi, ci sono ricerche che avvalorano delle origini, ma ci sono anche ovviamente diverse visioni sullo stesso argomento. C'è chi sostiene che la sua origine andrebbe ricercata in lontani culti dionisiaci in cui la vittima veniva immolata per riportare fertilità e abbondanza alla terra e ai suoi abitanti. Quindi la morte e il sacrificio diventano presupposti di rinascita e di salvezza dal precedente periodo invernale. Ma dicevamo, e in questa mia introduzione non voglio entrare negli aspetti specifici dei carnevali, lo faremo proprio con dei documenti che abbiamo visto in anteprima e che meritano veramente la visione di tutti, che c'è un carnevale per ogni luogo abitato dell'isola. In Sardegna c'è spazio, ad esempio, per il carnevale colorato, un po' arcobaleno di Tempio Pausania, i carri allegorici. C'è quello legato alle numerose gare a cavallo, pensiamo alle pariglie, alle corse, la Sartiglia di Oristano, Saccarelle Nanti di Santo Lussurgiu. C'è un'altra forma di carnevale che è quello più anarchico, più libero, senza regole, ma che ha dei tratti che però accompagnano la sua storia, come il mercoledì delle ceneri di Ovoda. Il 17 gennaio, ecco, questo è un elemento abbastanza ricorrente per tanti carnevali, c'è l'apertura. Il fuoco di Sant'Antonio accende anche la tradizione legata alle maschere dell'entroterra, sulle quali ci soffermeremo nel corso di questo incontro con le diverse voci che entreranno nel gioco del racconto. E il carnevale del centro Sardegna non ha colori. I toni sono appesantiti da suoni chiusi, da maschere scure, più tragico e sofferente che divertito e trasgressivo. E il carnevale delle zone interne è molto antico. Le sue maschere ancestrali, antropomorfe e zoomorfe, le vesti prodotte da pelli di capra e orbace, i suoni dei campanacci, tutto esercita suggestione e rievoca riti misteriosi, danze propiziatorie e un rapporto stretto tra l'uomo e l'animale. Anche Grazia Deledda, in un suo romanzo, Il paese del vento, ricorda come ai giovanotti più aitanti di Barbagia piacesse vestirsi di pelli e mettere corna e sonagli di buoi. E poi Dolores Turchi, che con i suoi studi ha scavato nella memoria dei carnevali, ma potremmo continuare l'elenco per citare tutti quelli che in qualche modo hanno dato anche un apporto a questo racconto che oggi stiamo condividendo. Approfondire l'argomento sui carnevali di Sardegna significa davvero ramificare un percorso di discussione molto ampio. Basti pensare, ecco questa è una nota curiosa, che il presidente dell'Associazione Carnevali d'Italia ha definito uno dei carnevali più antichi
del mondo, insieme a quello di Nantes in Francia, il mercoledì delle ceneri di Ovodda. Per affermare questo principio ricorre ad un passaggio che assegna alla pittura facciale una nascita antecedente alla maschera, così come la conosciamo noi. Infatti la maschera è tardiva rispetto a una pittura facciale, la quale incontestabilmente nasce prima. E la costante di tanti carnevali del centro Sardegna consiste nel tingersi il volto di nero. Tra poco vedremo questo documentario, questo film che davvero ha pochi colori per i motivi di cui parlavamo, ma che ha tanto di questo nero, di questo grigio che ricopre i visi, che fa indossare, ecco, quelli che sono poi gli abiti come una seconda pelle. Dopo aver fatto bruciare del sughero, cosa accade? Lo si raschia, lo si mescola con dell'olio che lo rende lucido e aderente. Lo si cosparge sul viso proprio e di quello altrui. Per esempio, a Ovodda, abbiamo citato già questo carnevale, chiunque arriva non è spettatore del carnevale, diventa attore, diventa parte del gioco di questa rappresentazione. Non c'è chi guarda e chi compie il rito del carnevale, tutti sono parte di un insieme. Questo ovviamente per sottolineare l'aspetto della pittura facciale, chiamiamola così per semplicità. La maschera di legno, invece abbiamo visto poco fa quella di Ottana, c'è quella di Mamoiara, altrettanto conosciuta e che poi ricorre in altre, è quella che copre il viso, che intensifica uno sguardo. Vinicio Capossela, che è un importante cantautore, è stato a Mamoiara nel 2009 e ha dichiarato che una volta che ci si mette sulla faccia una maschera intagliata da un unico legno, ecco che anche la faccia diventa di legno. E mi avvio alla conclusione per dire che i carnevali della Sardegna, è vero, non sono solo folklore, non sono mera rappresentazione, semmai diventano uno spettacolo dell'appartenere, un modo di essere che affiora e accomuna, è condivisione fondamentalmente. Non si può pensare a un carnevale in solitudine, col distanziamento, termine che purtroppo ricorre molto negli ultimi tempi, perché ognuno degli elementi coinvolti nel grande gioco del carnevale diventa parte di un insieme. Le maschere avanzano, incedono, lottano, si contrappongono, si agitano, creano forme e disordine, danzano, completano un rito. E poi ci sono i suoni del carnevale, le voci, i silenzi, i ritmi serrati dei campanacci. Anche questo aspetto segna i carnevali. I sonagli, che tanto ci sono familiari nei carnevali di Sardegna, hanno per molti studiosi un significato apotropaico, cioè con il loro suono terrebbero lontani dalla cerimonia gli spiriti del male. E quindi davvero, per concludere, per capire i carnevali barbaricini bisogna rifarsi alle credenze, ai miti e ai riti legati alla cultura pastorale della Sardegna, soprattutto della Sardegna centrale, all'eterno rapporto tra l'uomo e la natura, all'antica lotta che contrappone il bene e il male dentro una via che conduce sempre e comunque al mistero. Finisco con una frase di Bachisio Bandinu, che ha dedicato più opere al carnevale e ai suoi significati. La maschera è l'elemento rivelatore del nostro carattere. Il rito è un sogno del tempo, mascherarsi è un destino. Spero di non essermi allungato troppo e vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie Giuliano per il tuo interessantissimo e prezioso intervento. Speriamo di rivederci ancora, magari anche in presenza qua a Ciampino. Quindi intendilo già subito come un fantastico per me, lo spero veramente. Grazie ancora, grazie ancora. Bene, allora adesso passiamo a questo documentario che dà il titolo Carrazze e Care, che è un lavoro lunghissimo che hanno fatto i fotografi che appunto vi dicevo prima, che sono i disertori della banca di Albano Laziale. È un montaggio di tante fotografie veramente belle. Va bene, non vi dico nient'altro. Io direi a questo punto qua, Elio, di farlo partire. Grazie.
tenide Costanzia, sardos tenide Costanzia, in su tempus cada bene, e fide stenne, non perde da si speranzia, non perde da si speranzia, perde da si speranzia. Radina schidada per tu, de Sardigna su destino, fadigos e su cammino, ma su risulta del certo, ma su risulta del certo, risulta del certo. Coraggiosos campagnolos, unite per produes, a venire pro costrues, ca non siete più solos, ca non siete più solos, non siete più solos. De pastorio, tra nome da dare su, sorgia guile visu, berani e restiu, berani e sardos chi emigrare, devinan per il mondo, torren con coraggio cundu, a Sardigna traballare, a Sardigna traballare, Sardigna traballare, tu imprea, hermanos tu argalos, del maestro.
avattu satrotta mili, avattu satrotta prosadi, si sposun sugar kulan, ne subisun sugar kulan, ne subisun sugar nimbara irambara, nimbara kola kotta ga, nimbara kola kotta su, haritu indi otta su, haritu indi otta su, haritu indi otta su, konna tu de socco io vi oro de socco io vi oro da nesco del tuo calone de socco io vi oro da nesco del tuo calone de socco io vi oro da nesco in busto io che sarà busto io che sarà busto io che sarà brutto in cassette brutto in brutto in cassette prepara sulla maretta prepara sulla maretta sprosismo e prosismo di Luisiddu prosismo di Luisiddu da hunta e chisiddu da hunta da hunta e chisiddu da hunta e chisiddu gira che il pantalone gira che il pantalone da hunta e chisiddu gira che il pantalone de socco io vi oro de socco io vi oro da nesco del tuo calone de socco io vi oro de socco io vi oro da nesco del tuo calone da nesco del tuo calone la turda di legar fiullo di legar C'è sicuro io. Allora, buonasera a tutti quanti. Veramente ogni volta che vedo questo documentario con le vostre foto è sempre un'emozione diversa. Bello, bello, bello. So che è stato, a vederlo così è stato, sembra veloce, ma immagino che sotto avete lavorato tantissimo e anche per lungo tempo. Ci volete descrivere qualcosa? Lascia a te Carlo la parola. Allora, intanto devo dire che
mi sono emozionato di vedere queste foto perché è da un po' che non lo rivedevo. La fortuna del backstage finale che ci ha fatto fare qualche risata, se no stavamo già tutti a piangere. Bene, allora intanto buongiorno, buonasera a tutte le parti d'Italia del mondo che state in questo momento. Ci fa onore di averci ospitato per questa vostra diretta, insomma. E noi siamo, nessuno di noi è sardo, innanzitutto, siamo 5 amici così, solo Paolo, allora Paolo Rolletti che fa il tricista, è l'unico che ha sposato una sarda, colpa al militare. Poi c'è Claudio Monderna, Fabrizio Cimini, che lui lavora in una scuola, e Fabrizio Baldazzi che è un gamblatore. Io sono vigile urbano, quindi noi non è la nostra professione principale, però vi spiego perché è importante questo. Noi non ci pagano per andare, lo facciamo per hobby e quindi abbiamo una visione diversa del carnevale. Un professionista va perché lo pagano e quindi c'ha dei paletti. Noi invece ci piace proprio vivere la scena, entrare proprio nell'immagine della festa. E noi facciamo parte di un fotoclub Castelli Romani che sta qui ad Albano Laziale, però loro 3 sono di Genzano, che è un paesino qui vicino, e il fotoclub Castelli Romani che è iscritto alla FIAF, una federazione italiana, come avete voi una federazione dei sardi d'Italia, noi abbiamo la federazione Associazione Fotografica Italiana e siamo circa una trentina di soci. Quest'anno festeggiamo il 40ennale. Invece 5 di un gruppetto del fotoclub abbiamo costruito questo fototeam che si chiama I Disertori della Vanga. È un titolo un po' ironico, nel senso di disertori siamo scappati dai campagne, forse perché originariamente i nostri nonni e padri erano dei contadini, quindi siamo rimasti un po' legati e adesso ci siamo messi a fare foto per hobby. E naturalmente siamo appassionati di riti e processioni in Italia. Noi abbiamo cominciato a Trapani, abbiamo fatto una processione dei misteri tanti anni fa, che dura un giorno intero, molto bella. Poi sono 4 anni di seguito, siamo andati ad Agnone, un paese in provincia di Sernia, dove c'è l'Andocciara, con delle fascine di faggio fino a 26, gli danno fuoco e vengono giù lungo il paese, una cosa bellissima. Pure lì si ha l'intenzione di fare una mostra, purtroppo siamo stati bloccati per questa pandemia, se no quest'anno forse l'avremmo fatta. Poi abbiamo fatto varie processioni qui nei paesi dei Castelli Romani, quindi la Madonna delle Grazie a Tena, siamo stati a Orte, pure molto bella, tutti incappucciati con le catene con le catene nelle gambe. Non poteva mancare la Sardegna. Tutti questi carnevali che abbiamo cominciato ad andare su internet a vedere un po' e siamo andati la prima volta a Mamogliata. Proprio, la maggior parte dei carnevali sono tutti in Barbagia, tutti in provincia di Nuoro, però Mamogliata diciamo che è quello più famoso. E quindi un anno, il primo anno, 5 anni fa, siamo andati solo 5 giorni solo a questo carnevale. Poi abbiamo scoperto che tutto intorno c'erano tutti questi paesetti che si organizzavano, c'erano carnevali anche molto più belli, anche se più piccoli. E 3 sono quelli, diciamo, fondamentali, che è Mamogliata, i più antichi, Mamogliata, Ottana e Orotelli. Poi siamo stati a Fondi, Lula, Pula Tirso e poi Amici di Sorgono, che sono qui con noi. Abbiamo fatto una cosa un po' più particolare con lui. E la cosa importante, vabbè, Mamogliata, diciamo che quello più importante è diventato più famoso nel mondo, in Italia. Diciamo che sono stati pure a Venezia. Questo carnevale comincia a prendere piede. È stato a Venezia 3 anni fa, è toccato a Mamogliata, poi Ottana 2 anni fa, l'altro anno è stata la volta di Samugheo, e ogni anno avrebbero ospitato sicuramente un carnevale diverso. Poi purtroppo è successo quello che è successo e non si è fatto più niente. Mamogliata, diciamo che sono 2 gruppi, uno della Prologo e uno non, e sono 12 persone, vengono come i film dell'anno, 12, e c'è un Isoladores che li dirige, che è un personaggio tutto colorato. Loro hanno 3 pellicce di pecora nera montata sulla mastrucca. Una volta sta mastrucca, l'unica giacca che c'avevano, poracci, la domenica la giravano per non rovinarla e quindi mettevano. E poi la cosa più bella è la vestizione, quando montano questi campanacci che arrivano fino a 40 kg e hanno sta cadenza, sto saltello caratteristico che li contraddistingue.
Fogni, ognuno abbiamo lasciato un pezzo di cuore. Fogni è carino perché corrono lungo il paese, si arrampicano sulle case, sugli alberi, vengono inseguiti sempre per la fine di tutte queste cose, sempre riti pagani, come ha spiegato Giuliano. Il sangue che poi veniva uccisa questa bestia, il sangue che impregnava il terreno, che era di buon auspicio per i raccolti e per una pioggia abbondante. Questi carnevali si svolgono tutti il giovedì, la domenica e il martedì grasso, tranne l'Ula che si fa soltanto il sabato, e Sorgono che escono per i fuochi di Sant'Antonio. L'Ula no, purtroppo, perché è un carnevale particolare. Diciamo che siamo quelli che siamo rimasti un po' più impressi. Loro è l'unico che abbiamo fatto 2 volte, gli altri tutti una volta soltanto. È particolare perché c'è questo personaggio che viene ucciso un bula durante la mattinata, e viene con lo stomaco, viene il sangue, viene messo altro liquido di acqua e viene messo sullo stomaco del personaggio. Poi con lo stomaco, con la trippa, viene messa sulla testa. E la cosa curiosa, durante quel tragitto c'è forse una piccola cosa teatrale che fa uscire anche il sangue, è quello che abbiamo sentito. Noi sono sempre 18 personaggi. Il primo anno 18-20, il primo anno eravamo forse una 60ina di fotografi, il secondo anno eravamo già 150-120. Dal terzo anno in poi queste cose non si possono fare più, perché i fotografi sono molto più delle persone che assistono, e quindi è una lotta continua per riuscire a fare foto. E quelle che abbiamo fatto noi sono uniche, perché noi i primi anni ci permettevano di arrivare a 1 metro, 2 metri dal personaggio, dalla scena principale. Quindi queste foto causa poi l'incidente a Torino della finale della Juve con Liverpool, quindi le transenne, Birilli, no, adesso non è più possibile la presenza di scena. Ci hanno detto che è sempre peggio, quindi questi sono gli ultimi carnevali che abbiamo comunicato, che saranno così, poi si cambieranno di nuovo. La cosa bella di tutto, più sentita questa cosa, che noi andiamo un po' di giorni prima, prendiamo contatti e poi mangiamo con loro, cioè assistiamo alla vestizione. Non andiamo lì a fare la foto perché la dobbiamo vendere, non ci dobbiamo fare niente, è solo per amor proprio e per mostrarvela a voi. Quindi l'approccio nostro è diverso da tutti gli altri fotografi. E poi 4 persone che fanno la stessa manifestazione, noi lo diciamo sempre, è come se la massima manifestazione ci andassimo 4 anni di seguito, perché ognuno fa delle foto diverse dagli altri. Calcolate che ogni persona fa 2-3 mila foto, quindi questa raccolta che sarà 15-20 foto ogni carnevale, pensate che selezione dura che abbiamo fatto, ma noi abbiamo un materiale dall'infinito. Allora, chiudo, diciamo che questa mostra ha cominciato a girare, sono circa 100 foto, 50x70, e più ci stanno 8 foto che sono grandi, assorbono la figura intera che avete visto, che è 120x180, quindi è una mostra imponente. E noi abbiamo fatto ad aprile del 2019 a Palazzo Ruspoli a Nemi, tutto il mese di aprile, e lì devo ringraziare Pierluigi Frigau che ci ha fatto conoscere, ha portato un sacco di persone, siamo stati contenti. Da Sorbo sono venuti Piero e Tonino, che ci ha fatto molto piacere. Questa mostra poi ha continuato tramite sempre Pierluigi, siamo stati a Ciampino, e per l'occasione è venuto un gruppo di Sorgono, di Piero e Tonino, che si sono esibiti, insomma sono 10 personaggi, hanno fatto molto bella la piazzale. Poi è stata a Nemi, c'era ad Albano, al Museo Civico, per un mese di ottobre, e doveva terminare lo scorso anno, dal 4 aprile al 10 maggio, a Cagliari, al Palazzo, com'è? Le sedi storiche del comune, l'archivio storico del comune, sotto proprio al comune di Cagliari. Era dal 4 al 10 maggio, era una data importantissima per noi. Avevamo dato pure l'acconto per l'allestimento della sala, vabbè ci voleva una qualità, però penso che la faremo la mostra. Era in concomitanza con Sant'Efisio, non so se molti di voi, una festa bellissima, tutti i paesi della Sardegna sfilano fino a Pula, dura una settimana intera, e
quindi avevamo deciso di chiuderla lì, però non è un problema per noi, abbiamo visto questa grande occasione che ci abbiamo di farvi conoscere ancora. Se qualche gruppo, qualche associazione in Italia vuole la metà della mostra, tutta la mostra, perché insomma per allestirla ci vuole, noi gratuitamente siamo disposti, non senza problemi. Magari veniamo poi all'inaugurazione, ci farebbe molto piacere. Di tutto questo stiamo facendo un libro e sono 7 canali, non sono tanti, vorremmo continuare. C'è Samucheo, c'è Orani, ci stanno, però cominciamo a averci un po' d'età, andare 10 ore al giorno, dalle 9 di mattina alle 8 di sera, con zaino 6 video comincia a essere un po' pesante. Poi abbiamo un altro piccolo progetto di un'altra regione in Italia, però vediamo in seguito. E siccome fare un libro, il costo diciamo è l'impaginazione, però c'è Paolo Lolletti che è pratico di questo, molto bravo, e quindi riusciremo a fare l'impaginazione del libro da noi. E quando vai alla tipografia a stampare, insomma, viene relativamente poco. Insomma, puoi fare, che ne so, 50 copie come 1000 copie allo stesso costo. E noi avevamo pensato orientativamente che verrà dalle 20 alle 25 euro. Ci farebbe piacere se le associazioni, qualcuno del club o qualcuno privatamente è interessato alla cosa, noi andiamo avanti, insomma, magari invece di stamparne 50 ne facciamo qualche copia in più, ci farebbe piacere saperlo questo. Io non so come ringraziarvi, a nome di sempre di tutti quanti, io penso di aver finito, poi apriamo la diretta se volete fare qualche domanda senza problemi. Vorrei ringraziare di nuovo allora Fabrizio Baldazzi, Fabrizio Cimini, Paolo Lolletti e Claudio Monderna e Carlo Andreani. Speriamo che non vi abbiano annoiato, adesso rimaniamo a disposizione vostra. Grazie di nuovo, un abbraccio. Grazie Carlo, grazie a tutti quanti voi, per il grande spettacolo che ci avete offerto oggi e per quello che ci avete offerto 2 anni fa, no? Quando abbiamo fatto la festa qua a Ciampino, che sono intervenuti anche quelli di Sorgono. Intanto volevo ricordare adesso che siamo sempre in collegamento streaming con la TV Ionoas e che vorrei anche ringraziare Claudio Moica, che so che dovrebbe essere ancora collegato per questo. Ok, va bene, allora sì, partiamo subito. Grazie, ti ringrazio. Sono qui e vi ascolto, vi sto ascoltando mentre lavoro. Grazie ancora. Bene, allora passiamo subito al prossimo filmato, il Sugoro da Norso, che riguarda le maschere di Sorgono. Vai Elio. Ma non è letto. No, magari no. Non è letto. Sotto, nella chat. A Shanghai abbiamo ospitato è tanto. Aiuto, andavo.
Ma questi sono Basta! Basta! Ma che fate? In nome di Dio! Armatevi! 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 In nome di Dio! Sarete scomunicati! Via queste corna! Via queste pelli! Via! Via queste vesti! Via! Allontanatevi! Allontanatevi! Mai più! Mai più con questi riti pagani! Mai più! Sarete scomunicati! Mai più! Perché? Perché? Figlio! Figlio! Figlio, stimato, figlio! Ite l'ha tavato, figlio meu! Ite esco! Non ma! Che me ciao! Figlio, figlio, figlio! Ite ma! Figlio! Figlio, figlio! Figlio, me! L'ha tavato! Figlio, bestia! Ite l'ha tavato! Ite l'ha tavato! Ite l'ha tavato!
questo bellissimo filmato, lascerei subito la parola a Sorgono, in particolare ad Antonello Cau. Ho visto che c'era anche Tonino Marras. A voi la parola del gruppo di Zarestas e sul Supretistu. Grazie e buonasera a tutti, a quanti sono presenti oggi ai 4 angoli del mondo. È una cosa speciale e bellissima quella che siete riusciti a organizzare. Io vorrei porgere i saluti a tutti, anche a nome dell'Associazione Culturale Mandra Orisai di Sorgono, il gruppo Maschere, di Zarestas e del Supretistu, che ne fanno parte, e vorrei citare anche velocemente un'altra parte importante che voi avete visto essere presente in quel video appena visionato, che è l'associazione teatrale Sfumissa, che fa parte sempre della nostra associazione e si occupa di più branche culturali. Volevo riagganciarmi un attimo a quanto è stato detto prima da Giuliano quando ha descritto in maniera generale e molto appropriata i carnevali sardi, perché di carnevali si tratta. Sono tanti carnevali, tanti segni, tanti significati e tanti significanti che si accavallano uno sull'altro. Pur essendo staccati, spesso troviamo alcuni segni che li rendono fratelli, che li rendono uniti, anche se si sono sviluppati in epoche storiche diverse, anche se hanno avuto sincretismi, anche se si sono rovesciati sopra tanti secoli, fatti anche da dominazioni straniere che hanno apportato una parte della loro cultura, la Sardegna è riuscita a mantenere alcuni significati fondamentali e a trasportarli sino a oggi, facendoli diventare identità. E quello alla fine che si diceva prima, non è solo un carnevale, non è solo un rappresentare un mondo ulteriore, non è solo rappresentare un mondo antico, è viverlo. In quel documentario c'è un'intervista a Piero che interpreta Surzu nelle nostre uscite praticamente, e ha una domanda precisa su quanto si senta, su quanto si possa immedesimare in Surzu. Piero faceva notare che nel momento in cui si indossa quella maschera si percepisce una situazione differente di se stesso, si entra nel personaggio. Questo tipo di maschere all'interno della Sardegna è stato citato. Io farei riferimento, come ha fatto prima Giuliano riferendosi ad antropologi e a scrittori sardi, c'è un altro scritto importante di Salvatore Cambosu, che è Miramano, dove Salvatore Cambosu dice: non è un carnevale di allegria il carrasegare della Barbagia, è un carrasegare diverso. E lui, in questa frase che è molto breve, dà 2 termini importanti: il carnevale e il carrasegare. Il carnevale, da carnem levare, tipicamente continentale, europeo, carnascialesco proprio. Invece il carrasegare, connotato da un'espressione linguistica fondamentalmente sarda, che deriva poi dal latino secare, carnem, tagliare la carne, sagarre in sardo è la carne viva, è la carne umana. E quindi si riferisce all'aspetto del sacrificio, a quello che abbiamo visto nelle rappresentazioni iconografiche e fotografiche che sono state presentate prima dai nostri amici. Pensate a Subbattiledu di Lula, pensate quindi al sangue versato, pensate a tante rappresentazioni di questo tipo di carnevale dove è necessario, è urgente, è fondamentale che il sangue versato tocchi la terra, perché quel tocco dell'elemento vitale innescherà il prossimo anno produttivo.
Ed è questo il fulcro poi delle maschere e di queste rappresentazioni. Sono riti antichi che incitavano il prossimo anno agrario, il prossimo anno produttivo, reinnescavano i cicli produttivi e riproduttivi. Quindi non solo il ciclo agrario annuale, ma anche il ciclo riproduttivo dell'uomo e della donna, dove anche lì il sangue era un elemento fondamentale. I padri della Chiesa hanno da sempre cercato di irretire, di incanalare questi riti all'interno di condizioni nelle quali li si potessero gestire. Viene da pensare a Tertulliano, a Sant'Agostino, che spesso nelle loro rampogne nei loro scritti continuavano a descrivere questi riti, questi momenti in cui l'uomo ritornava animale ed era felice di tornare animale, come degli aspetti diabolici. E quindi sono stati continuamente criticati dalla Chiesa e dai padri della Chiesa, sia dai primi, appunto, Tertulliano e Sant'Agostino, sia poi dagli altri durante il Medioevo, per arrivare poi sino a tutti i sinodi, anche in Sardegna del 1400, del 1500, che vietavano continuamente questi avvenimenti. Pensate, ci sono diversi sinodi sardi che continuano a vietare il ballo tondo dentro le chiese. Segno evidente che un ballo, o probabilmente una danza offerta alla divinità, viene sincretizzata anche nel culto cristiano, nel culto cattolico, e viene continuata all'interno delle chiese. Poi piano piano la danza esce fuori dalle chiese e si danzava sul sagrato. Quindi questa situazione, questa condizione di rilevazione continua di atteggiamenti poco consoni alla dottrina e all'aspetto dottrinario della religione cristiana vengono criticati spesso. E in un clima di controriforma che perdura ancora nel 1600, nel 1700, i gesuiti vengono mandati in Sardegna. Erano già presenti molte famiglie gesuitiche in Sardegna, una delle quali tra l'altro anche relativamente vicino a questa zona, vicino a Ulatilso, per esempio Busacchi, dove c'era un collegio gesuitico, e i gesuiti, che sono i soldati di Cristo, quelli della Compagnia di Gesù, sono quasi un aspetto militarizzato del controllo controriformistico anche. In Sardegna vanno a evidenziare quei luoghi in cui sono ancora presenti questi riti, in cui sono ancora presenti momenti cruenti legati appunto a riti fondamentalmente pagani, ancestrali, comunque precedenti all'arrivo del cristianesimo. E in questo senso, quindi, la riproposta poi che avete visto nel filmato del rito cruento dell'uccisione dei Sursi. E in questo contesto, appunto, è stato e si muove appunto l'attività dell'associazione, del gruppo Maschere Isarestes e Sursuretisti. Bene, grazie dell'intervento Antonello, ti ringrazio per le parole che hai detto, ne approfitto per salutare tutti gli amici a partire da Tonino e tutto il resto del gruppo. A questo punto qua io passerei la parola a Salvatore Madeddu, che è dell'Associazione Culturale Sos Merdulas Bezos de Sana, che all'ultimo momento, però per fortuna, si sono aggiunti a noi. A te la parola. Grazie per Luigi. Un saluto a tutti gli amici.
Io lascio la parola all'amico Massimo del gruppo che vi illustrerà lui il Carnevale di Ottana. Buonasera a tutti quanti, non vi vedo quindi sono un po' sparato nel dire. Niente, vi ringrazio appunto per l'occasione che ci avete appena concesso e niente, rappresentiamo appunto il Merdules di Ottana, in questo caso il Merdules Bezzio di Ottana, tra le due associazioni, e niente, noi rappresentiamo un carnevale che credo non sia, come dire, dispensabile aggiungere alcun tipo di particolare attenzione, perché è conosciuto non perché gli altri non lo siano, ci mancherebbe altro, ma a dispensa di altre particolarità storiche e cenni culturali, sono alcune cose abbastanza palesi e logiche. Detto ciò, io voglio ricordare un particolare che è quello che è più importante, che collega Boes, Merdules e Filonzana in questo caso, che sarebbe un contesto di maschere e di esibizioni che si ricollegano a tutto quello che abbiamo appena detto, quindi un discorso arcano, un discorso pagano, un discorso pizzettone, un discorso dove alla fine la vinificazione stessa, quindi un culto di sacrificazione dato alla maschera, dato al culto votivo, dedicato al vino attraverso la carne, quindi da segare, viene coinvolto attraverso il passaggio dei Boes e dei Merdules. Quindi l'uomo è il bue, la maschera, l'uomo, il bue, la bestia, e un passaggio carnale seguito a stento dalla Filonzana, che ovviamente dietro sta a significare ogni passaggio e a esorcizzare il tutto, perché il raccolto, ad esempio, tra le altre cose, o comunque l'annata agraria, va ad essere protetto. Quindi è un discorso di identificazione culturale tra uomo, tra le diverse culture, ma più che altro tra l'uomo e la bestia stessa. Appunto, questa immagine bellissima dove si vede appunto Suvoe che va a cercarsi la Filonzana che guarda e che cerca di proteggere, il Merdule che è dell'uomo che cerca di percorrere, ed è un discorso di intimità che collega più che altro l'uomo alla bestia da sempre. Per quanto riguarda poi il resto, il Carnevale d'Ottana, credo che non abbia bisogno, mi permetterete, di ulteriori commenti, però la scenicità dei Suvoe, dei Merdule, dei Filonzana, di altre maschere che aggiungo al momento, magari non si può immaginare o vedere le immagini che scorrono, non si vedono, tipo ad esempio Surrio, la figura del Carapolu, la figura stessa del Porcu, quindi del maiale, non si vedono, vanno a incrementare un discorso di sceneggiatura a livello agropastorale che va a insegnare quello che è il discorso fondamentale della cultura delle fellow sarde. Quindi di conseguenza la campagna stessa, che rappresenta un antefatto da proteggere da sempre, e quello che noi facciamo è a livello, come dire, di immagine, di protezione, di culto, che noi tendiamo a difendere in ogni momento. Questa immagine stessa, San Antonio Sugo, ad esempio, una delle nostre feste più importanti, si vede il giorno del 16 di gennaio, fondamentale della Sardegna, a quanto si dice non è così, da noi è il culmine, perché alla fine è l'inizio, con Sapri Messia, dove le maschere dei Boes e Merdules hanno appunto l'inizio. In realtà, antecedentemente parlando, tipo un trentennio prima, senza neanche andare molto oltre, era una festa dedicata al culto stesso di Sant'Antonio e non della maschera stessa. Dopo si è verificato che i Merdules, durante anche le 2 guerre mondiali e diverse pandemie, e lo cito non a caso, questo più è drastico, e uscivano sempre, senza interruzione,
a testimoniare che il carnevale, in questo caso il culto, il passaggio storico dei Merdulesi non veniva mai interrotto neanche nelle due guerre mondiali, neanche nelle diverse pandemie. E quindi questo è un segno che alla fine c'è un po' di rammarico, ma è una mia citazione personale. E comunque la Filondana usciva, ora che c'è l'immagine, il martedì grasso, che è il giorno d'Ottana più importante delle 3 giorni carnevalesche. In realtà il vero giorno di carnevale è proprio quello ottanese, quello del martedì grasso, dove la Filondana storicamente, ad esempio, usciva da sola, lei che fila il filo della vita, lei che è intenta nel cullare, nel controllare, nel propiziare, nel difendere l'identità di uno e dell'altro, e nel discorso della propensione alla vita e alla morte, lei usciva da sola, inneggiando, come dicevo prima, a un collegamento, a un filante estremo che è il vino, che per il carnevale di ogni paese, ad esempio nella Barbagia, il culto del carnevale barbaricino, per quanto ci riguarda, diceva o me gumbidas o amos a bier, o sego sugli. Ed era o mi inviti o poi vediamo. Ed era molto ironica la questione. Alla fine veniva tutto cullato e nascosto dal fatto che alla fine l'innata al carnevale e comunque alla ospitalità ottanese riusciva a riempire il tutto con filanti proporzioni di cibarie e vino a fiumi, appunto, e quindi la cosa nasceva, si stroncava sul nascere, per così dire. Boese, una maschera taurina da un culto estremamente pagano, inneggiano un rito attorno alla terra, attorno al sole. I Merdule stessi, con il gioco di buoi e quindi con le socche, legano e mandano avanti i boes. Hanno le redini, tendono a proteggere il bue, che è comunque una figura importantissima, della Sardegna, famiglia mucetana, e non c'è un rapporto di uomo-bestia, ma un rapporto tutt'uno tra uomo e bestia stessa, che alla fine si ricompensa a dovere. Il finale è d'obbligo perché sulla chiesa di San Nicola quindi si collega al sacro e al profano, e non vi è più bella immagine di questa, perché il sacro e il profano collega da sempre la figura dei Merdulesi e dei Boes, che hanno sempre, come ho detto prima, sfilato anche in tempi non sospetti, di fronte alla Chiesa, di fronte sfidando religioni, culture e quant'altro, e non si è, ripeto, mai sospeso. La figura Vesurri è questa qua, una figura importantissima che comunque con un cilindro di pelle di sughero ricoperto all'interno con una protezione di cuoio, e all'interno insonificato e suonato con una croce di cuoio, con un po' di pece, va a riprodurre un suono molto particolare, gutturale se vogliamo, che va a riprodurre il reiere dell'asino, da lì Sorrio. E tra le altre funzioni veniva utilizzato per, ad esempio, si andava a cercare le persone in campagna, in montagna, come spesso accadeva a quei tempi, non essendoci altri tipi di segnalazione di nessun tipo. Allora, per farlo cadere semplicemente a valle, uno che si voleva cercare, si suonava Sorrio e la persona magari indicata scendeva a valle e si faceva ascoltare. Così come poi dopo, poeticamente, più scherzosamente parlando, si facevano disazionare i carabinieri a cavallo, perché l'asino appunto a quel suono cadeva e quindi il carabiniere cadeva e via di giocare. Questo è un'immagine lo stesso che raffigura un boe a terra e un merdule che prende la zampa, il piede, appunto, e cerca di giù. Il boe cadendo a terra era facile comunque di beccarsi qualcosina, iodo, la pietra, e si intrappava. Di conseguenza la funzione del merdule, alzando la zampa, di verificare che la bestia stesse bene e cercava di liberarla da ogni tipo di problematica che avesse avuto appunto lì. Quindi c'era una pulizia del piede, un controllo,
toccava poi la fine della manifestazione, una toccata in testa, quindi la maschera in questo caso, con la frase "Pela su vo", in quel caso "Alzati boe", in quel caso era un richiamo che andava a scandire che il boe stava bene e quindi poteva rialzarsi. Lo stesso vitale della figura del boe, della transumanza, riprendeva colore e vita. Bene, grazie Massimo del tuo intervento. Mi auguro che ci possiamo vedere anche con voi in presenza qua a Ciampino alla prima occasione utile. È quello che speriamo tutti quanti noi. Unisco appunto il saluto di tutti quanti voi presenti, vi ringrazio per questa occasione e di rivederci veramente vivi, in carne ed ossa, a toccarci, a salutarci senza orpelli, con una sola concezione: una maschera e basta. Una e basta, ognuno la sua, ma la nostra però, non questa. Grazie ancora Massimo. A tutti. Bene, a questo punto qua io passerei la parola a Elio, magari ci racconta, anzi ci porta a conoscenza dei prossimi eventi in programmazione. Bene, grazie Pierluigi. Allora, prima di arrivare effettivamente alla conclusione e ripassare la parola a Pierluigi, vi ricordo i nostri prossimi appuntamenti. Abbiamo avuto febbraio molto denso, ma anche marzo, diciamo, non è da meno, con progetti molto molto interessanti. Il 13 marzo andremo a Feminas de Oie, praticamente la Sardegna femminile, Sartiglia, Launeddas, Morra, Fronte Covid, Coltelleria. Praticamente è un evento corale, va bene, dei circoli della Toscana, Umbria, Lazio e Marche, che vedranno personaggi al femminile in questi ruoli. Quindi chi corre la Sartiglia, chi gioca a Morra, chi praticamente suona la Uneddas e via dicendo. È una cosa veramente interessante. Mentre il 20 di marzo ci sarà un evento, diciamo, particolare, locale, diciamo, promosso dal Circolo Acrase Maria Lai di Roma, e sarà presentato praticamente la storia dell'artista pastora Bonaria Manca. Poi torneremo all'internazionale, veramente alla grande, con il Circolo Isola di Tokyo, il cui presidente è fra noi, il 27 marzo, che presenterà la cucina sarda, arcigna e sconosciuta. Quindi sarà un dialogo con lo chef Giovanni Francello. Comunque il programma poi lo troverete sulla nostra piattaforma di Stanti ma Uniti Casa Sardegna Online, ma anche nei siti dei nostri circoli, dei circoli che aderiscono, diciamo, al nostro progetto. Quindi a questo punto volevo ringraziare i disertori della Vanga, diciamo, alias le spalle levate all'agricoltura, che sono stati veramente bravi, e ripasso la parola a Pierluigi. Grazie Elio. Prima di arrivare alla conclusione volevo vedere se c'è ancora qualcuno che ha qualche domanda da fare. Qualche intervento? No, ho letto anche su Facebook, abbiamo avuto una marea di complimenti, però nessuna domanda specifica. Allora a questo punto qua rifaccio un'altra volta i ringraziamenti a tutti i nostri partecipanti, a cominciare da Giuliano, a seguire con i disertori della Vanga, a andare poi al gruppo di Sorgono e al gruppo di Ottana.